Le responsabilità penali sono singole, i singoli non hanno ancora parlato, dovranno difendersi, dobbiamo aspettare perché i processi in piazza non vanno bene. È scorretto e soprattutto poi è ancora peggio vedere persone che si approfittano per fare altri ragionamenti, magari per bloccare le opere o per strumentalizzare questa cosa. Per cui io personalmente non faccio i processi in piazza, non so, però è evidente l'amarezza, la grande delusione comunque, e se fossero accertate appunto sono cose di una gravità, come diceva lei, inaudita. Uno schiaffo durissimo alla città, la Tangentopoli veneziana, secondo l'imprenditore Luigi Brugnaro, seguito dal malrovescio della bocciatura di Cortina ai campionati del mondo di sci. Questo però non vuol dire che dobbiamo fermarci, rilancia il presidente di Umana. Ripartire con la città metropolitana per competere con Parigi e con Berlino, rispondere a un momento di crisi morale e di scoraggiamento con fatti concreti, col lavoro e con un rinnovato entusiasmo. Nel suo irriducibile ottimismo, Brugnaro vede in quanto accaduto anche un aspetto positivo. Domandiamoci invece perché in altre aree del paese certi fatti succedono da 50 anni, non si è mai scoperchiato niente, non si risolve mai niente. Almeno noi qui abbiamo una forza morale ancora dell'indignarsi, del voler risolvere le cose. Ora però il timore è quello di un rallentamento nella soluzione di questioni cruciali come quella delle grandi navi e dello stesso Mose. I rischi sono evidenti, insomma, adesso l'aspetto operativo non l'abbiamo ancora valutato perché bisognerà attendere insomma, gli primi interrogatori di garanzia, poi le decisioni dei magistrati, degli stessi inquirenti per capire quali possono essere gli effetti pratici. Io credo però che siccome il tessuto è sano, certamente non butteremo via le grandi opere, il Mose deve essere finito rapidamente, è straordinariamente importante, una delle opere di ingegneria più belle del mondo e il mondo verrà a vederle il prossimo anno, dobbiamo essere pronti.